Centinaia sono le lingue parlate nel mondo, ma la danza è un linguaggio universale che unisce tutti. Nefer Dance, con le sue danze orientali e fusioni potenti a ritmi armoniosi dei fianchi, racconta di viaggi e incantevoli paesaggi e notti d'Oriente suali, leggere, di farfalle.
La danza si fonde con la musica e ha una delle sue massime espressioni nel dialogo che la danzatrice instaura con i musicisti. C'è uno strumento in particolare che muove i fianchi e l'anima della danza, che pulsa nel cuore, che con un ritmo sempre diverso. È la percussione. La darbuka, i cui tocchi fanno pulsare i nostri cuori, muovere i fianchi e vibrare le nostre anime. Per voi Angela su una percussione scritta dal percussionista Stolfo Fent.
La danza è tradizione e ricerca e nasce dalla terra. Originaria di vari luoghi, viaggia e pulsa di colori, melodie e si colora di costumi e tradizioni diverse. In Egitto, in Turchia, nel Nord Africa e in tutti i luoghi in cui si sposta, parla una lingua comune, di gioia, di condivisione e tradizioni da scoprire. Con una danza tradizionale egiziana sul palco Ingrid. Fusione,
ricercatezza ed eleganza. Come un cigno con le piume maestose, entra in scena Anna con la fusion belly dance, una danza orientale e accessori presi in prestito da altre tradizioni o semplicemente belli e scenografici, con grazia, leggerezza e romanticismo. Ironia, gioco e atmosfere vintage. Un omaggio alla Golden Era, ma con musiche più moderne. Ci facciamo trasportare nei primi del Novecento, in quell'Europa che per prima vide le prime danzatrici orientali e ne rimase stupita.
brama di fuoco. Il fuoco è energia pura che penetra in tutto e tutto trasforma. Per questo, da sempre è considerato come uno dei più straordinari poteri della natura. Potente elemento naturale, può distruggere ma anche creare. Non a caso si dice ardere di amore, perché il fuoco è la passione generatrice della vita. Il fuoco brucia, consuma, ma allo stesso tempo purifica e rigenera, come la fenice che risorge dalle sue ceneri, rigenera e crea armonia. Vibranti ed energiche, Nefer Dance ci trasportano in atmosfere evocative e orientali fusion, raccontano di amore, passione e creatività. tek, 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 trrr, back. Tek, 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 dum, dum, back. Trrr, dum, trrr, dum, trrr, trrr, dum, tek, back. Tek, 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 tek. Dum, tek,
taka doom doom taka doom back. Taka tak, duka doom, taka tak, duka doom, taka 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 doom, 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 taka taka. Stop. I wanna dance. Back.
Facciamo l'ultimo. L'ultimo, no? Dico due cose, sì. Allora, io il fiatone ce l'ho, perché abbiamo ballato, ma lì sento battere poco le mani. Ok? No, perché anche noi abbiamo bisogno di un po' di calore. Allora, la distanza già è tanta. Ok, Dea è bravissima, ovviamente. Faccio sentire la mia voce perché adesso non ho tanto fiatone rispetto a prima. Ringrazio anche Cecilia che ci dà una mano grandissima e tutti ovviamente i fonici e le luci. Noi ci stiamo avviando alla conclusione di questo spettacolo. Abbiamo fatto un viaggio insieme dalla tradizione alla modernità. Spero che vi sia piaciuti i nostri pezzi, le nostre esibizioni, ma soprattutto, se vi sono piaciuti veramente, faccio un po' di... Ok, metteteci un like alla pagina Nefer Dance, è facile, ci supportate e così ci seguite, così ci rivediamo anche di nuovo presto a Oriente Day. Certo. Giusto? Perfetto. Lascio il microfono a Dea, insieme alle ragazze. Tra un pochino vi vogliamo fare un saluto speciale. Nel frattempo Dea vi spiega un pochino ancora cosa facciamo e vi ricordo anche che abbiamo i nostri workshop con l'associazione Meraki. Domani mattina ci sarà Giulia, la nostra operatrice, con cristalli e fumigazione. L'associazione non fa solo danza, ma fa tantissime cose legate al mondo orientale e creativo. Faremo delle lezioni di danza del ventre e Bollywood, dopo ve lo ripetiamo così magari ci passate a trovare. E tra un pochino ci vediamo con il gran finale. Mentre ci aspettate, Dai vi racconta qualcosa, voi ci mettete un like alla pagina e ci vediamo tra pochissimo. Grazie! Applausi, applausi, applausi! Allora, intanto che appunto la nostra Ingrid finisce di cambiarsi, di vestirsi, ripeto quello che vi ha già anticipato un pochino lei, quindi ci stiamo avviando alla fine di questo bellissimo spettacolo e ringraziamo sia le ragazze di Nefer Dance per questo viaggio, ringraziamo ancora Parco della Musica e Oriente Day e dalla tradizione alla modernità. Da anni con passione la danza illumina le nostre vite e ci unisce. Noi ci auguriamo che un po' possa illuminare anche le vostre e con questo spettacolo le ragazze vi salutano e vi augurano una vita meravigliosa e piena di luce. Diamogli ancora qualche istante.
Grazie ragazze, grazie Nefer Dance, Ingrid, Anna, Angela e Cecilia in regia dell'Associazione Meraki di Padova. Saranno con noi anche domani con degli spettacoli, poi guardate il volantino, guardate gli orari. Ci vediamo anche allo stand per conoscere e promuovere le attività. Lo stand è vicino all'ingresso.